Parla tifoso dell'Azzurra. Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Oggi vi portiamo informazioni esclusive sull'imminente sfida del Napoli con l'Inter, che si preannuncia una partita entusiasmante. Rimani sintonizzato. Alle 18, all'Estadio Diego Armando Maradona, il Napoli scenderà in campo con grinta. Mister Spalletti, consapevole dell'importanza di questa partita, ha deciso di guidare la sua squadra a non ruotare più, cercando maggiore costanza in campo. Inoltre, grandi notizie per i fan, Kvaratskhelia è tornata ed è pronta a dare il suo contributo. In porta, Meret riprende il suo posto dopo 2 partite in cui Gollini ha occupato il posto di portiere azzurro. In difesa avremo confermato Olivera, Di Lorenzo e Ramani, con Ramani che torna a fare coppia con Kim. Questa combinazione promette di rafforzare la linea difensiva del Napoli. A centrocampo il tecnico ha optato per mantenere il solito terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Questi giocatori hanno mostrato una grande intesa, che sicuramente contribuirà alla qualità del gioco. Nel settore offensivo avremo il ritorno di Kvaratskhelia, che sarà pronto a mettersi in luce sulla sinistra. Osimhen, inoltre, occuperà il centro dell'attacco, mentre Politano sarà sulla destra, completando il reparto offensivo. Riassumendo, il Napoli scenderà in campo con la seguente formazione: Meret in porta, Di Lorenzo, Ramani, Kim e Olivera in difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Con questa formazione, la squadra cerca la vittoria e il consolidamento della sua posizione in campionato. Stay tuned per i dettagli di questa imperdibile partita tra Napoli e Inter. Il gioco promette di essere pieno di eccitazione e di grande game plan. Segui tutte le informazioni e gli aggiornamenti qui, sul canale delle notizie del Napoli. Forza Napoli sempre!